Allora, il prete in chiesa devo far messa, di domenica mattina, messa prima. E lì col caice pronto per dare le comunioni, no? Lì davanti all'altare. Non arriva un merlo impicchiata dalla finestra rotta, no? E se cade sull'altare, il prete lo guarda e ciappa una particua e gli dà sul becco. E il becco e ciappa e parte e va via contento sto merlo, no? Il giorno dopo, sempre la mattina, no? È lì che fa messa, quattro pecciate lì. E allora lì col calcio in mano arriva sto merlo de corsa, se cade sull'altare lo guarda, che altro, il prete, tocca di particua e ciappa e va via. E il giorno dopo stessa roba, devo far messa, ora di comunione, caice in mano, quelle particole, arriva sto merlo, tac, un'altra particoletta. Ah, mamma mia, cioè, si aveva proprio abituato. Il giorno dopo, merlo, non ti vede ora di comunione. Il giorno dopo ancora niente da fare. Passano pochi giorni, merlo spario. Spario proprio del tutto. E si aveva ormai abituato, affezionato a sto prete, no? Viene la domenica dopo, no? Messa prima, domenica mattina, il prete comincia con la predica e tacca a dire: cari fedeli, prima di cominciare la predica devo dirvi una roba importante e dover rispondermi sinceramente. Chi di voi galoselo? Cioè, sa tutti gli uomini che erano dentro in chiesa. Allora non siamo capiti. Ben, ve torno a ripetere. Chi di voi gacciapallo zelo? Cioè, salzano un sacco di femmine, là, tutte quante qui in prima via, quasi tutte e salsa su, no? Allora non saremo capito proprio di niente, ve lo torno a ripetere per l'ultima volta. E rispondeme, chi di voi gacciapallo zelo qua in chiesa? Tutti sentati, dopo un fiato, tutti che se guarda, era quattro suore che cantiva il coro e senza il piede, l'ora e salsa.